Tutto pronto a Palermo per le amministrative del 12 giugno prossimo, quando i palermitani saranno chiamati a scegliere il loro nuovo primo cittadino. Ieri mattina alle 12 è scaduto il termine per presentare le liste degli assessori designati e sono stati giorni e ore concitati per i 6 candidati a sindaco del capoluogo siciliano. Il centrodestra, con il suo candidato Roberto Lagalla, ha puntato su vecchi nomi della politica e ha optato per un metodo specifico per la scelta degli assessori. I partiti che esprimono delle candidature devono rispondere a 3 criteri: essere una forza politica nazionale, avere una rappresentanza all'ARS ed essere presenti in Consiglio Comunale. Nella serata di lunedì il centrodestra ha presentato dunque i suoi assessori designati: Carolina Varchi per Fratelli d'Italia, Francesco Cascio per Forza Italia, Pippo Fallica per la Lega, Totò Lentini per gli autonomisti, Antonello Antinoro per Noi con l'Italia e Antonella Tirrito, collaboratrice parlamentare di Totò Cordaro all'ARS, dirigente di Azione Cattolica e molto vicina alla Curia. Una figura, quella della Tirrito, che oltre ad allargare ovviamente il potenziale bacino elettorale, mette d'accordo la nuova DC di Totò Cuffaro, Noi con l'Italia di Saverio Romano e l'Unione di Centro, tutte formazioni politiche escluse dalla prima tornata di assessori presentati dal centrodestra. Scelta totalmente diversa quella del centrosinistra e del suo candidato unitario Franco Miceli. Se gli assessori designati di Roberto Lagalla sono tutti politici appartenenti a grossi partiti nazionali, Miceli ha puntato piuttosto sulla società civile e sul mondo professionale. Federico Butera, palermitano e docente al Politecnico di Milano, esperto in materia di transizione ecologica, l'ingegnera Ornella Leone, l'avvocata Irene Gionfriddo, il professore di architettura all'Università di Palermo Marco Picone, l'attivista Anthony Passalacqua e la scrittrice Evelina Sant'Angelo. Una scelta, quella di Miceli, che ha irritato non poco i partiti che sostengono la sua candidatura, soprattutto PD e Movimento 5 Stelle. Entrambi affermano di non riconoscersi nella lista degli assessori e di non essere adeguatamente rappresentati. Non un solo membro del PD tra i nomi presentati. Tra le fila dei 5 Stelle invece solamente Irene Gionfriddo rappresenta una certa vicinanza al movimento, in quanto assistente parlamentare del senatore pentastellato Steni di Piazza.